Stiamo arrivando alla fine del torneo per la Coppa Veneto, ci giochiamo la semifinale sul campo di Vedelago. Dopo 2 mesi di siccità troviamo una serata da lupi con pioggia e vento, ma i nostri ragazzi hanno raggiunto volentieri il punto di ritrovo e sono pronti per questa prova. Vediamo una panoramica degli impianti con questo clima invernale, i nostri ragazzi infreddoliti, ci sono esordienti del 2005 e 2006, sarà una partita difficile. Abbiamo comunque una sorpresa positiva, l'arrivo di questo pullman con il logo della Virtus ci dà un po' di fiducia e ci mette un po' allegria. Carichiamo velocemente le borse e alle 16:41 si parte. Dai te, siga come in campo. Salutiamo la Torre Scaligera e dopo un po' siamo già in autostrada. È un brutto orario, c'è molto traffico, il tempo è brutto, ci siamo fermati per recuperare il portiere a San Bonifacio, ma siamo arrivati in tempo a Vedelago. È un ottimo impianto, scarichiamo il materiale, occupiamo i spogliatoi, un'occhiatina per ambientarci e vediamo il magnifico campo sul quale verrà giocata stasera la partita. Ottime anche le tribune, indispensabili per vedere la partita con un tempo del genere. Sono le 20:30, comincia la partita sotto una pioggia incessante e un forte vento. Vediamo l'ingresso in campo dei nostri ragazzi accompagnati dai fumogeni con i nostri colori, lo schieramento. Fra un po' inizierà la partita dopo i saluti di rito. Comincia il primo tempo, il calcio d'avvio della Scaligera. La Scaligera comincia attaccando, arriva subito in area, sulla rimessa c'è anche un tocco di mano che l'arbitro non vede e non convalida. Discesa della Scaligera sulla destra del campo, cross di Zaghi verso il centro, il tiro di Schiavo è deviato dal difensore. Sulla successiva rimessa da calcio d'angolo la palla attraversa tutta l'area e viene spazzata via da un altro difensore. Azione abbastanza confusa dell'Asolo, il tiro finale rimbalza davanti al portiere e si alza sopra la traversa. Nuova discesa De Zaghi sulla destra del campo, il suo tiro viene messo fuori da un difensore. Rimessa da calcio d'angolo e colpo di testa della difesa, sulla rimessa c'è il tiro finale di un nostro attaccante, il numero 7, la palla esce al lato della porta. Azione dalla Scaligera che parte da rimessa da fallo laterale, c'è un fallo di mano e un tiro finale che finisce fra le braccia del portiere. Ed è sempre il Zaghi che è servito, si vola sulla destra del campo, uno slalom fra i vari attaccanti, sull'ultimo viene fermato e c'è una ripartenza dell'Asolo lungo corsa di questo attaccante. Per fortuna a fondo campo un nostro difensore la mette fuori. Rimessa da calcio d'angolo dell'Asolo, un tiro verso il centro, un attaccante la tocca e René para, poi la difesa spazza. Ancora un'azione della Scaligera,
Dopo un paio di passaggi, se arriviamo a tirare in porta, il tiro è deviato e il portiere para. Per buona parte del primo tempo c'è stato un certo equilibrio, ma su questa azione prendiamo un gol. La palla colpisce la testa di un nostro difensore e finisce sulla gamba di un attaccante che spiazza il nostro portiere. Riprendiamo ad attaccare sempre sulla destra del campo con Inzaghi, cross ancora verso il centro dell'area, veniamo sempre fermati. Tiro dalla distanza dell'Asolo, il nostro portiere la va a prendere in cielo. Chiudiamo il tempo cercando di recuperare la partita, non ci siamo riusciti, abbiamo fatto delle belle azioni ma non siamo stati mai troppo decisi. Il tempo finisse in vantaggio per l'Asolo per 1-0, tutto rimandato per il secondo tempo. Comincia il secondo tempo, mettiamo in campo qualche giocatore più giovane, abbiamo un altro tempo da giocare, tentiamo di recuperare la partita. L'Asolo non ha nessuna intenzione di farcelo fare, è lui che vuole chiudere la partita, si lancia con una serie di azioni che la nostra difesa riesce a contenere abbastanza agevolmente. Piano Sam! Purtroppo la pressione dell'Asolo si concretizza con questa azione che parte da una nostra rimessa laterale, lancio in avanti, tocco al limite del fuorigioco, un attaccante si lancia e con un gran tiro ci porta sul 2-0. Dopo il gol la pressione dell'Asolo aumenta ulteriormente, arriva ancora a tirare, la palla sfiora il lato sinistro della porta. Adesso siamo noi che ci proviamo da calcio d'angolo, palla respinta, il nostro attaccante la recupera, il nuovo tiro che viene messo a lato in qualche maniera. Qualche sostituzione da una parte e dall'altra e la partita riprende. Gran tiro di Karin su punizione, la palla colpisce la testa di un nostro attaccante ed esce a lato della porta. La partita si fa nervosa, probabilmente Karin subisse qualche fallo di troppo, ci sono anche delle discussioni con l'arbitro, la tensione in campo aumenta e su questa azione una ripartenza dell'Asolo, un attaccante viene fermato in questa maniera e restiamo in 10. La successiva punizione è alle stelle e ancora una sosta per inserire qualche giovane. Punizione di Melotti, la palla rimbalza pericolosamente davanti al portiere che riesce a metterla fuori. Azione del nuovo entrato Colombini, nel 2006 ci mette tutta la sua passione, travolgendo anche i molossi dell'Asolo. Su questa azione l'arbitro chiude la partita. Dobbiamo recuperare 2 gol all'Asolo, cercheremo di farlo nella partita di ritorno.